Piazzale Stazione, è il giorno di San Valentino del 2022. Un 25enne di Lecco, sostenitore del trapper Carter 5 Star, arriva a Padova dopo averlo annunciato a mo' di sfida sui social, sbeffeggiando il trapper rivale Baby Touché. Tutto accade in pochi attimi. Il giovane viene individuato da 6 supporter di Touché. Un primo spintone, il 25enne che cade a terra dove viene pestato a sangue, ferito anche con un coltello. Un'azione diffusa via social su TikTok e Instagram, seguita a distanza da centinaia di followers a colpi di like e commentata da Baby Touché con un laconico "nessuna scelta, solo conseguenza", per un'invasione del territorio non concessa ai suoi nemici e difesa dai suoi leoni. A quasi 2 anni di distanza la polizia di Padova ha chiuso il cerchio. Gli agenti della squadra mobile hanno notificato in queste ore a 6 giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 29 anni, stranieri di seconda generazione che vivono tra Padova, Milano e Ferrara, un avviso di conclusione delle indagini e un'informazione di garanzia emessa dalla Procura di Padova. Iscritto nel registro degli indagati anche il trapper Baby Touché, che non era presente all'aggressione, un'indagine che porta alla luce un fenomeno preoccupante. La spedizione punitiva, logiche comunque sicuramente aberranti, quindi calci, pugni, l'accoltellamento, tutto messo sui social, quasi a voler rimarcare una propria extraterritorialità. È chiaro che poi no, la verità giudiziaria investigativa ci restituisce in questi casi dei gruppi strutturati, quantomeno possiamo definirli con figure di vertice, ruolo, il tutto poi accomunato anche da una violenza che traspare, che è evidente nei fatti, ma anche in questi casi nei testi di alcune canzoni. Tutto finalizzato, e non è un dato minoritario di minore importanza, ad aumentare i follower in logiche, in dinamiche appunto di profitto economico. Tra i 6 aggressori individuati dalla squadra mobile ci sono 2 pugili dilettanti di appena 20 anni. Uno di questi è stato arrestato per tentato omicidio dopo la rissa alla stazione, per aver preso parte a Bergamo a una spedizione punitiva simile a quella padovana, solo che il malcapitato, ferito con un coltello, ha rischiato la vita. Nei confronti dei 6 possibili a breve nuovi provvedimenti. Abbiamo già incaricato la divisione anticrimine, perché poi ci sono tutta una serie di misure di prevenzione che possono essere disposte e erogate, dal foglio di via obbligatorio all'avviso orale e anche altre misure di prevenzione di tipo personale, quindi le stiamo valutando.